Una folla festante e coloratissima con più di 800 ragazzi ha animato la festa degli incontri della CR domenica 20 maggio a Vittorio Veneto. Sento la fatica del cammino in salita ed ho paura di perdermi. Sin dalle prime ore del mattino hanno affollato il Parco Papadopoli, ma durante alcuni giochi hanno raggiunto anche il Castello Vescovile. Orientaci verso l'alto era il titolo della festa, che ha riunito bambini e animatori provenienti da ogni parte della diocesi. Cosa avete fatto questa mattina? Abbiamo fatto un gioco che si chiamava Orienteering e siamo andati in giro per Vittorio Veneto. E abbiamo iniziato con dei balli e poi abbiamo fatto i giochi. È bello ritrovare tanti amici provenienti da tutta la diocesi. Bellissimo! È anche un'occasione per trovare gli amici dei campi scuola. Cosa ti spinge ad andare alla CR? Perché si incontrano gli amici. Perché è un bel modo per stare insieme e passare il sabato pomeriggio. Segui sempre la sua strada, che adesso si va. Coraggio, punto in alto, è la tua libertà. E oltre ai bambini abbiamo sentito anche qualche animatore di Azione Cattolica. Come animatore di Azione Cattolica, io ho iniziato da quando ero piccolo, insomma sono da 7 anni più o meno in Azione Cattolica, quindi col passare del tempo è diventata un'evoluzione quasi naturale. E la festa di oggi è stata bella impegnativa perché abbiamo camminato tanto stamattina, visto che era un gioco itinerante, però i bambini ho visto che si sono divertiti anche perché hanno fatto bel moto e questo va sempre bene. Poi c'era bel sole, quindi è una bella giornata proprio. Come sta andando questa giornata? È bellissima come sempre, come ogni anno il congressino è bello e divertente. Ci sono dei balli che sono bellissimi perché gli animatori sono bravi e insieme ai bambini ci si diverte molto. Per me che è il primo anno è stata un'esperienza veramente bellissima. Tra l'altro la vostra parrocchia è stata premiata, giusto? Allora siamo stati premiati perché in percentuale il nostro numero di bambini che sono venuti oggi era il più alto e anche per le nostre magliette perché sono originali. Perché fai l'animatrice alla CR? Perché è un motivo per stare insieme, per condividere esperienze che ognuno di noi ha vissuto nella propria vita. Segui sempre la sua strada, che adesso si va. Coraggio, punto in alto, è la tua libertà. E a salutare i giovani di ACR è arrivato anche il vescovo Corrado Pizziolo, che li ha invitati a partecipare alla messa del pomeriggio. Allora io vi saluto intanto e sono contento che siate qui, vi vedo con tanta gioia, questi colori bellissimi che avete. Fra poco ci vedremo nella cattedrale che è qui davanti per la Santa Messa. Soddisfatto il presidente di Azione Cattolica Diego Grando. Stiamo vivendo un momento di gioia grande, è la gioia che ci danno i ragazzi, ci dicono la bellezza dell'essere chiesa e la bellezza del camminare insieme. È la gioia del trovarci oggi attorno al nostro vescovo, attorno alla figura di Giuseppe Toniolo, per dire grazie per questa testimonianza di vita, per questa testimonianza di famiglia, di padre, di un uomo che ha dato veramente un segno visibile di quello che è l'amore di Dio per l'uomo e per tutti gli uomini. Qual è l'importanza di Azione Cattolica nelle parrocchie? L'importanza di questa esperienza nasce dal fatto innanzitutto del camminare insieme. Lo strumento del camminare insieme, quindi del gruppo in parrocchia, del gruppo settimanale, del gruppo quindicinale, è uno strumento ma è anche un contenuto. Trovandoci insieme già si inizia a costruire chiesa, poi facendo un certo tipo di percorso di formazione si allena ad essere sempre più testimoni di Gesù e del Vangelo e a raccontare la gioia di essere chiesa. Penso che i colori di questa giornata, la gioia di questi ragazzi ci dicano e raccontino a noi adulti, raccontino alle nostre comunità cristiane, alla nostra chiesa di Vittorio Veneto che esce da un convegno che parlava dell'abitare la terra e del vivere con fede, racconti davvero la gioia che serve oggi per raccontare Gesù Cristo a tutti gli uomini.
insieme c'è più festa, che gioia è essere amici. Durante la giornata abbiamo incontrato anche Don Andrea Dalcin, assistente diocesano della CR. Quanto è importante che tutti questi ragazzi si siano ritrovati insieme in questa festa qui oggi? L'importanza è quella di far vedere che nelle parrocchie la CR c'è, il momento di incontro serve loro un po' per ricaricarsi alla fine di un anno in cui si sono incontrati, di sabato in sabato o di domenica in domenica, e questo momento è proprio per ricaricarsi in vista delle vacanze, dove si troveranno nei campi estivi e anche lì continueranno il percorso, eccetera. Insomma, l'importanza di ritrovarsi per ricaricarsi. Qual è il progetto educativo di ACR? Quest'anno avete visto che il tema è orientaci verso l'alto, punta in alto. Il progetto educativo della CR è quello di aiutare i ragazzi pur piccoli a vedere le cose grandi della vita, le cose belle, tutto ciò che è bello, è giusto ed è vero. Devo dire che come ogni anno ci stupiscono sempre bellissimo, e anche il tempo ci ha assistito fino adesso comincia a cadere qualche goccia, ma dobbiamo andare dentro in cattedrale. Perché è importante che i bambini delle parrocchie frequentino ACR? Secondo me è molto importante perché come i giovani di allora hanno insegnato a noi che eravamo piccoli, è bellissimo trasmettere a loro quello che noi abbiamo imparato dai nostri animatori di allora, diciamo, no? Ed è bellissimo testimoniare anche quello che viviamo noi tutti i giorni a loro piccoli per aiutarli a crescere, insomma. La giornata si è conclusa con la Santa Messa in cattedrale a Vittorio Veneto, che è stata un'occasione per rendere grazie al Signore per la beatificazione di Giuseppe Toniolo.